Una mamma o un papà soli che devono crescere un figlio, oppure una coppia che ha deciso di separarsi. Anche il comune può fare la sua parte per alleviare le difficoltà di queste nuove famiglie. 6 contributi da 1.000 euro l'anno per aiutare a sostenere l'affitto, ma non solo. Un contributo che l'assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto ha finanziato per quei nuclei familiari di separati o divorziati. Il comune ha l'obbligo di stilare una graduatoria, noi abbiamo raccolto 6 domande che abbiamo tempestivamente inviato in regione, perché è una delle condizioni principali è quello di inviare il prima possibile, perché il contributo è ad esaurimento. Gli interventi sono finalizzati a garantire, come si legge nella delibera, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa. Nel fondo per le famiglie sono previsti anche dei prestiti a tasso zero per il finanziamento delle spese sanitarie. Un intervento sull'aspetto sociale sulla famiglia molto importante, che sta a significare che sia la Regione quanto il Comune sono vicini a questi casi, che sono sempre più dei casi sociali. Secondo la relazione del Consiglio regionale del Veneto, le famiglie composte da un solo genitore oggi sono l'11%.